E ora Tony, ascoltami bene, adesso siamo pronti qua con tutta la roba a posto, adesso andiamo dentro casa qua del signore per sistemare il l'armadio, però prima, per favore, mettete su che la mascherina, sì, perché si entra in casa e non si può andare dentro senza mascherina, sai che te la portarla, te l'ho sempre detto. Ecco, capisco che te sei un stagista, ma non importa che i stagisti fai queste robe, cioè, bisogna che mi ascolti, stai dove stai bravo, fai niente. Per cui adesso sta a fare il mona e mettete su che la mascherina che andiamo dentro, dai. Ah, sì, sì. Ma cosa? Ah, sì, certo. Oh, ma visto che Tommy persisto? Dai, guarda che amico, io a te tassa, trovi fossi per lungo. E quindi mettete su che la mascherina e cerchiamo di far manco spavaldo. Sempre sì. Oh, ma siete una scimmia? Muovate dai, che sono maiore! Figlio Oh, ma metti via che la pistola, ma siete insieme io! Metti via che la pistola subito! Tira fuori il martello di ciò invece che andiamo a sistemare sto armarone, muovate! Ma guarda che roba, io non so, veramente. L'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. E non sta a offendere perché che lo dico a topare, che lo dico a topare, Quindi adesso ciappa su i tuoi attrezzi, tirati su, che andiamo dentro e date una mossa, che si devono andare avanti adesso. Muovati, dai. Avanti. Avanti su. Avanti su cosa? Dai che se l'hai 8 manca un quarto, togli su che cassetta degli attrezzi perché sennò parte la schiaffonera. Io non mi muovo, dai. Oh, ma cosa non te muovi? Ma dove pensi di essere qua? Allora questo è il paese della lasagna, chi che non ora non mangia, Dai, date una mossa invece. Prova a muoverti tu. Allora che se mi muovo ti arriva un patone che è sensibile e ti fa contatto con le recce. Dai, muovati adesso, andiamo a lavorare che sia la signora che aspetta, muovati, dai. E muoviti. E muoviti. Ancora te che coraggio di dimmelo. Allora che vengo là, ti davo due sciaffoni che con te alzi in piedi e vestiti ti sei passati di moda. Non ci provare, stazzo. Ancora con che pistola, ma. Metti via che pistola. Mettila via, fa un piacere, dai che ti sia sempre la mattina a sera che giochi con la PlayStation, sempre con la pistoletta in mano. Mettila via che si vede che c'è finta, dai, mettila via che andiamo avanti a lavorare, per piacere. Oh, che vuoi a tanto, mettila via. A te si pensa di mia suocera che vuoi un'ora per fare capire le robe. Dai, adesso tolte su la cassetta degli attrezzi che andiamo dentro che sei quasi a 9. Ma dici a me? Sì, sto devo parlare con te. Ma dici a me? Ancora. Ma siete insieme io? Ma siamo mie e te che parliamo con chi vuto che parla? Col Papa? Ma dici a me? E ora, siamo mi e ti. Se siamo mi e ti, vuol dire che mi so devo parlare con te. A non che sia nessun altro intorno. Per cui, se non che sia nessun altro intorno, mi so devo parlare con te. A non che vorrà tanto per arrivare. Non ci sono che io qui. Oh, dai che cominciamo a ragionare pian pianeo. Anche se quasi mezzogiorno, fra un poco, sono anche andare a pranzo. Ma con chi credi di parlare tu? Con chi che so devo parlare? Con te so devo parlare! Vale amico! Aveva ragione nonno! A ragionare con i mussi, te perdi tempo e ti infastidisci a bestia. Ah, sì? Ma cosa sì? Ah, oh, mami, mo, ma cosa è la storia del signor intento questa? Va bene. Ah. Ma vai mona, va, amico, avanti a lavorare, ti rangia, te fai che c***o che te vuoi, ma va da te se vuoi stare io sto qua con la mascherina, senza mascherina.